Ben ritrovati in diretta. Ansia e stress, i disturbi dell'era moderna. Ne parliamo quest'oggi in compagnia del mio ospite proprio perché convivere con l'ansia rende davvero difficile tutta la nostra quotidianità. Allora do il benvenuto al dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ben trovato nei nostri studi, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, dottore, quante persone possiamo stimare che soffrono di questi disturbi? Sono davvero così diffusi? Ahimè, è uno dei disturbi più diffusi, soprattutto diciamo, negli ultimi decine d'anni, in cui da un lato la nostra vita è sempre più complessa, più frenetica, dall'altro anche le relazioni sono un pochino più complicate, a quanto pare. Se noi prendiamo delle stime, ad esempio, di altri paesi, non sono proprio molto incoraggianti, no? Ad esempio, delle statistiche recenti in Stati Uniti dicono che almeno il 50% della popolazione, e si intende almeno dall'adolescenza fino alla terza età, sembrano soffrire di disturbi d'ansia e di stress. È una percentuale molto alta. È una percentuale, ahimè, preoccupante. Poi è anche vero che ci sono delle differenze culturali, etniche del territorio che speriamo non si replichino anche in Europa. Allora poi ci sono altre statistiche che riguardano l'Italia o in genere lo stile di vita europeo che sono un pochino più incoraggianti, diciamo, e quindi ci direbbero che è un disturbo tra il 20 e il 30%, ovviamente. Stiamo parlando di dati un po' generici, cioè non sono dati fondati su un tipo di disturbo d'ansia, perché poi ce ne sono molti altri, però diciamo sono un pochino inferiori. Altre statistiche dicono invece che se guardiamo essenzialmente lo stress, ad esempio c'è stato uno studio di una famosa associazione di salute, dice che 9 italiani su 10 in qualche modo nell'arco di vita hanno avuto un episodio di stress. Stress vuol dire tutto e niente, vuol dire insomma sovraffaticamento che poi porta a un sintomo. E in base a questo sintomo la persona si rivolge allo specialista, al medico di base, piuttosto che insomma ad una cura di qualche tipo. In questa modalità si riesce ad intercettare, diciamo, l'evento e quindi a registrarlo statisticamente. Diciamo che in generale tendenzialmente sono in aumento, tenendo anche conto del fatto che siamo comunque nel post-lockdown, ci sono molti aspetti sociali che stanno mediando proprio l'ansia. Certo, poi avremo modo di parlarne perché proprio si è visto un aumento della diffusione di questi disturbi proprio in relazione alla pandemia e al post-lockdown. 0422 16 28 332 è il numero per intervenire in diretta, aspettiamo le vostre telefonate, insomma avete l'opportunità di fare una domanda al dottor Canil, quindi siamo qui, vi ascoltiamo e vi rispondiamo. Sono disturbi, dottore, che rendono davvero difficile il nostro quotidiano, sono davvero disturbi che ci fanno in un certo qual senso vivere male. Sì, essenzialmente sì, vanno a toccare proprio la qualità di vita. Facciamo un esempio, ahimè diffuso attacco di panico è un fenomeno acuto, ma che però è molto invalidante, perché mette la persona in una situazione obbligata di evitare certi ambienti, di evitare certe attività e quindi via via, come dire, tende a portare all'isolamento della persona e anche delle relazioni con i familiari stretti, perché spesso non si sentono accolti, non si sentono sufficientemente capiti, oltre a che portare come dire, ad una minore stima di sé, in quanto il vedersi non più capaci di compiere certe azioni diventa ovviamente pesante per chi lo vive. Certo, quindi è un po' anche la nostra inquietudine, insomma, che si mette in mezzo, ma lei ha parlato appunto di attacchi di panico, no? Che si verificano in che modo? Come lo possiamo riconoscere un attacco di panico? Perché spesso avviene in maniera improvvisa e la prima volta davvero è un fulmine a ciel sereno. Esattamente, un fulmine a ciel sereno, la persona si trova improvvisamente con una sensazione
di forte tachicardia, mancanza di respiro e essenzialmente una percezione di morte imminente, no? Quando in realtà non è così. Per questo motivo spesso all'interno di una prima visita d'urgenza si tende normalmente a pensare al cuore e a problematiche cardiologiche. Poi, una volta accertate quelle e una volta che l'esito di questi accertamenti è negativo, ovviamente l'ipotesi è quella dell'attacco di panico e poi, come dire, il paziente, la persona che ne soffre passa ad un altro tipo di specialista. Chiaramente l'attacco di panico è l'episodio più acuto, no? Quindi che fa anche paura, proprio perché appunto lo si collega magari a un malessere, un malore improvviso. Un malore improvviso, ma proprio con una percezione imminente che tutto possa finire, che non si respiri più. Quindi il primo è assolutamente un episodio traumatico e così va trattato poi nel percorso successivo. Spesso le persone hanno anche dei segnali antecedenti a questo, ma nel più delle volte insomma, vengono sottovalutati e quindi un po' con stupore le persone reagiscono incredule quando gli viene detto che è un attacco di panico, ma poi insomma ovviamente emergono tutti i fattori che hanno portato a quest'apice. Generalmente c'è una base ansiosa e generalmente c'è un po' una predisposizione anche familiare e genetica. Questo si è visto, cioè una famiglia che ha uno stile ansioso tende a trasmetterlo proprio nell'educazione. E potremmo dare anche la colpa, diciamo così, la colpa a questa società moderna, una società multitasking che ci impone di assumere diversi ruoli, che ci impone la perfezione quasi, dovremmo essere tutti belli, con una bella vita, una bella famiglia, un bel lavoro, tutti soddisfatti, poi di fatto spesso crolla il palco. Ma è un po' la società moderna che potrebbe essere la causa anche di questi disturbi? Sì, lo è sicuramente. Guardi, siamo passati, ad esempio nella psicologia del lavoro, da decenni e decenni in cui si chiedeva un approccio multitasking, cioè con la possibilità di essere operativi a 360 gradi. Adesso via via questo modello sta un po' diminuendo perché ci si è accorti che essenzialmente le persone alla lunga si ammalano. Io ricordo un vecchio filmato di Charlie Chaplin in cui lui faceva vedere proprio che mentre mangiava si occupava di un macchinario e faceva un'altra cosa finché, poverino, nello sketch impazziva. Ma è un po' stato un precursore di quello che noi oggi siamo. Impegnatissimi, un mondo complesso, cioè non c'è la semplicità che trovavamo magari molti decenni fa e quindi ci è richiesta molta attenzione. Il fatto anche di tutta la tecnologia che ci permette di essere multipresenti, anche quello tutto sommato dobbiamo dire che se da un lato semplifica alcune operazioni però ci impiega continuamente. Certo. La interrompo dottore perché abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Mi chiamo Dario della provincia di Trento. Dario, abbiamo capito bene? Sì, Dario. Perfetto. Ecco, no, io invece sono convinto che la civiltà tecnologica col suo progresso abbia portato un benessere psicofisico sempre aumentante, sempre in aumento, lo stiamo vedendo anche adesso. Mai siamo stati così bene sia psichicamente che fisicamente come adesso, benessere sociale, benessere economico e ovviamente anche benessere psichico. Io sono convinto che la causa di questi tanti, no, del fatto che in Italia ci siano qualche milione di italiani che mangino psicofarmaci sia qualche virus conosciuto. Io sono convinto che se diamo qualche miliardo di euro alla ricerca questo virus verrà finalmente scoperto e magari con un po' di restrizioni sarà debellato, poi avremo finalmente il paradiso della tecnica. Ma io sono convinto anche che fra qualche anno, fra pochissimo tempo, ci metteranno dentro qualche nano elemento dentro nel nostro corpo, con dentro della dose
farmaci, appena scatterà il malessere automaticamente scatterà la reazione farmacologica con la dose esattamente prevista per quel tipo di... No, siamo una visione un po' fantascientifica, Dario, grazie per aver chiamato, la fermo subito, io mi concentrerei principalmente sulla sua prima parte di intervento. Il nostro telespettatore dice che in un certo qual senso il progresso però ha creato benessere ed è corretto, ma è un benessere solo apparente? Questa è una buona domanda. Allora, sicuramente se guardiamo la qualità di vita, la longevità, il fatto che insomma, come dire, non siamo più nel dopoguerra in cui c'erano mille difficoltà anche proprio elementari, dar da mangiare ai propri figli, avere i soldi minimi per vivere. Questo concetto è molto diverso, però ahimè i numeri non ci dicono questo, i numeri ci dicono che sì, da un lato tutto ciò è molto migliorato, ma dall'altro anche lo stress e i disturbi sono aumentati pari pari, quindi è un po' apparente in effetti. Così io ricordo sempre di far presente che ad esempio moltissimi importanti studi hanno messo in evidenza come ad esempio il tasso di suicidio sia inversamente proporzionale al benessere di un paese, quindi dove c'è generalmente una grande crescita economica peggiora il tasso di suicidio, mentre dove c'è una stabilità o quasi un abbassamento il tasso di suicidio pari pari. Sembra un controsenso, ma come si spiega secondo lei? È molto difficile, possiamo fare delle ipotesi. Chissà se nel momento di difficoltà ci si lega maggiormente alle radici, alla famiglia, alle relazioni, e come forse il benessere e le troppe possibilità ci scollino un po' dalla realtà e ci espongano paradossalmente a un maggior rischio. Chiaro che parliamo di grandi numeri, però fa molto pensare questo aspetto. E allora torna anche un po' il discorso che sì, è vero, abbiamo un grande miglioramento, come diceva il telespettatore, però purtroppo c'è anche un malessere generale dovuto al troppo, evidentemente. Il troppo fare, l'essere troppo occupati, la tecnologia sì, certo migliora delle cose, ma ci mette sempre in condizioni di non aver molti vuoti, tende a riempire un po' tutto il nostro tempo, no? Perché insomma dal cellulare ai tablet a tutti i vari ausili che oggi esistono, noi abbiamo la possibilità di rimanere costantemente connessi. Allora torniamo un po' a un vecchio concetto che tutto è veleno, nulla è veleno, ma la dose fa la differenza, quindi saper utilizzare in un modo opportuno le cose. Tecnologia che, come ha detto lei, ci riempie la vita ma ci allontana anche in un certo qual senso dalla realtà. Sembra di sì, perché ecco, molte persone usano la tecnologia ad esempio anche per sedare l'ansia, e mi vengono in mente molti giochi, intrattenimenti, ma anche lo stesso fenomeno di molte videoslot per il gioco d'azzardo, eccetera. Quello è proprio un effetto paradossalmente ipnotico per le persone, ma molta tecnologia viene anche utilizzata nel senso dell'attivazione. Fatto sta che bisogna stare attenti soprattutto con i giovani, perché spesso andiamo incontro ad un abuso, soprattutto nell'età dell'adolescenza, e va tenuto un monitoraggio su questo. Appunto, in alcuni casi la stessa tecnologia, i videogiochi, eccetera, diventano l'elemento che fa scaturire l'ansia nell'adolescente e isola. Ecco, le volevo chiedere proprio questo, no? Perché in questi giorni abbiamo sentito anche proprio qui in provincia di Treviso una grande dipendenza da parte dei più giovani, degli adolescenti, da videogiochi e social, con adolescenti che trascorrono ore e ore, soprattutto durante la notte, attaccati allo smartphone. Può portare in un certo senso all'ansia, ad avere disturbi come appunto quelli che abbiamo elencato, questa dipendenza, questo immergersi proprio nei social, nei videogiochi?
Assolutamente sì, e notiamo che appunto anche questo è un fenomeno in aumento. Spesso quando gli adolescenti arrivano dallo specialista con questa problematica è proprio perché diciamo già in prima battuta ci accorgiamo che stabiliscono delle relazioni virtuali, spesso giocano anche online con altre persone che non hanno mai visto, ma in qualche modo fuggono il mondo reale. Quindi il paradosso che si crea è che disimparano sempre di più a relazionarsi dal vero, ma paradossalmente immaginano di aver appreso delle cose migliori. Questo crea l'ansia di per sé perché c'è l'isolamento. La troppa immersione nel mondo virtuale abbiamo visto già da 20 anni come faccia scaturire delle emozioni che sono reali, che sono fisiologiche, quindi ad esempio nel gioco perdere o che ne so la situazione in cui si è catturati nel tal gioco di azione fa vivere realisticamente quel tipo di emozione, però siamo fermi su una sedia magari da tante ore e questo attiva a livello fisiologico per forza di cose l'ansia e altre emozioni. Quindi insomma queste situazioni è sempre meglio riuscire ad intercettarle precocemente, in modo che non si crei poi un'abitudine o addirittura fino a casi di veri e propri attacchi di panico di questi ragazzi che trascorrono le nottate in rete. Certo, abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì. Buongiorno, è Maria qua di Treviso. Buongiorno Maria, ci dica. Buongiorno. Niente, volevo solo dire che secondo me il bullismo è frutto anche di questa realtà collegata un po' con i videogame, cioè manifestano quello che vedono e poi attaccano. Ecco, volevo dire questo, ma forse... Imitano, cioè i ragazzi un po' imitano quello che vedono nei videogiochi e poi perfetto, lo mettono in pratica. La ragione... Sì. L'abbiamo persa forse. Siamo capiti. Sì, grazie Maria. Potrebbe essere anche questo uno spunto di discussione, no? Sì. Sì, è abbiamo vero. sentito appunto anche in questi giorni appunto c'è un allarme di violenza insomma che cresce nelle scuole, nelle classi trevigiane in cui appunto gli studenti, i ragazzi emulano un videogioco e emulano anche una serie Netflix che è Squid Game. Questo aspetto è fondamentale da trattare perché appunto il tema dell'emulazione c'è sempre stato, ma ora in questo momento forse con queste tecnologie e con videogiochi appunto e serie TV anche a volte estremamente violente forse si manifesta in maniera maggiore. Sì, essenzialmente dobbiamo tener conto che come genere umano siamo predisposti all'emulazione, soprattutto nell'età evolutiva, ma questo non solo il genere umano, in generale i mammiferi, cioè il comportamento delle figure genitoriali o di accudimento tendiamo a simularlo. Chiaro che se siamo esposti con questa predisposizione che è innata in noi anche ad uno stile particolare, non so, è ovvio che se prendiamo un bambino o un ragazzino in preadolescenza e lo esponiamo ogni giorno a un dato telefilm che incita alla violenza e che per lui comincia a diventare familiare, chiaramente diventerà uno scalino meno distante per lui e quindi si avvicina un po' alla possibilità di agire in quella tal maniera. Qua bisogna fare un discorso un po' più allargato perché bisogna vedere poi il contesto familiare che spesso è o eccessivamente violento o nelle modalità o in alcuni casi ahimè anche proprio concretamente, oppure contesti in cui siamo al polo opposto, la famiglia non permette l'espressione della rabbia o del disappunto, no? Quindi anche le famiglie eccessivamente soffocanti nell'educazione dei figli possono far nascere un sentimento di rabbia che cova all'interno e che l'adolescente va a declinare poi su non so, la serie TV piuttosto che il videogioco. Poi ovviamente purtroppo possono sfociare in questo. E quindi dovremmo parlare del concetto del limite che viene dato in famiglia, quindi un giusto limite che permetta agli adolescenti e ai preadolescenti di regolarsi. Ma questo è tutto un lavoro preparatorio che si fa
dai 0 anni fino ai 10, dopodiché esce ciò che abbiamo coltivato, no? Io mi sono segnata alcune domande che sono arrivate attraverso i social, gliene leggo una. Buongiorno dottore, sono sempre stata una ragazza emotiva e apprensiva, ma da qualche mese mi sento particolarmente rinchiusa nella gabbia dei miei doveri e dei miei rigidi programmi. Mi ritengo soddisfatta del mio lavoro e ho una situazione sentimentale tranquilla, ma mi sento soffocare da qualcosa che non so nemmeno come descrivere e definire. Come uscire da tutto questo? Questa è una domanda appunto che ci è arrivata da casa. Riflette molto quello che è l'era moderna, no? L'era moderna, ma forse si riaggancia proprio a quest'ultimo argomento in cui forse a questa ragazza è stato negata la possibilità di un'espressione un po' più libera e quindi probabilmente tende ad essere un po' ingabbiata nell'ordinario, come dire, all'interno del giudizio positivo. Lei si obbliga a stare su dei binari. Quindi tendo a pensare che quando ci sono queste situazioni c'è un grande timore di non corrispondere alle aspettative degli altri. Quindi forse ci sono degli aspetti di lei che dovrebbe tentare di liberare un po' e di viversi con serenità. Un'altra domanda, insomma non domanda ma un altro caso che ci arriva da casa è: ho 34 anni, ho un bel lavoro che amo e per il quale ho sempre dedicato ogni mio sforzo, ho anche una bella famiglia ma a volte sembra impossibile, mi sento sola. Lo sconforto di questo pensiero mi crea delle violente crisi di pianto e mi sento un po' sciocca a trovarmi in questa situazione. Cosa possiamo rispondere? Beh, insomma, in prima istanza che non si senta sciocca, perché i sentimenti che proviamo hanno sempre una loro importanza e quindi restituiamo subito la dignità di ciò che prova. Allora, la solitudine è un sentimento particolare perché talvolta ci sono situazioni in cui sembra che abbiamo tutto, ma in effetti ci manca ciò di cui abbiamo più bisogno. Mi piacerebbe poter approfondire perché probabilmente siamo all'interno dell'area o delle attenzioni personali. Questo è un sentimento che spesso provano le persone che tendono a dare molto di più di quanto ricevono e quindi la solitudine potrebbe essere dovuta a questo sbilanciamento. Però in generale dovremmo riuscire a captare quelle che sono le nostre necessità e capire se sono soddisfatte. Perché in molti casi, come si dice, una gabbia d'oro rischia di essere comunque una gabbia. Allora, certo non stiamo dicendo che la famiglia, gli affetti e il lavoro di questa persona siano una gabbia, però probabilmente non sono sufficienti o non sono esattamente sintonizzati su ciò che la farebbe sentire meno sola. Quindi da mettere a fuoco questo punto importante. Da mettere a fuoco e quindi da fare un grande lavoro di introspezione, no? Anche per capire cosa c'è che non va, arrivare alla fonte e poi potersene occupare e prendere cura. Sì, nel momento in cui capiamo quali sono le chiavi giuste, è un po' come trovare la combinazione di una serratura, no? A quel punto diventa facile. Ma la cosa difficile è trovare la combinazione. Abbiamo detto i sintomi principali dell'ansia: il cuore che batte all'impazzata, a volte lo stomaco che si blocca, il respiro che si fa affannoso, insomma i sintomi possono essere tantissimi, ma come si possono manifestare nelle diverse fasce d'età? Perché sono disturbi che riguardano tutti, dai più piccoli ai più grandi ai più anziani. C'è una differenziazione di questi sintomi in base all'età in cui si manifestano? Allora, non particolarmente, nel senso che sono tutti sintomi espressi dal sistema nervoso autonomo, che quindi decide di lanciare dei segnali di pericolo un po' in tutto il corpo. Quindi, come dire, rispondono più ad un aspetto neurofisiologico che ad un'età. Chiaro che tendenzialmente, se parliamo di stress, quindi non ancora di ansia esplicita, verso l'età adulta si tende ad avere un po' più di episodi appunto di bruciore di stomaco, di tachicardia, di tensione cervicale, che magari tendenzialmente nella fascia giovane si manifesta un pochino meno, però appunto non è detto.
più o meno il corredo dei sintomi tende a tornare. Se noi prendiamo l'attacco di panico e guardiamo un po' i sintomi che dà, sono tachicardia, tachipnea, quindi il respiro affannoso, contratture muscolari perché si tende alla rigidità per la paura di ciò che riteniamo stia per accadere, e poi una serie di pensieri negativi. Questi sono ricorrenti, ad esempio, e sono assolutamente distribuiti dai 15 anni fino ai 70. Quali conseguenze possono insorgere appunto quando si soffre di ansia e di stress? Che cosa, è brutto da dire, che cosa ci può capitare, ma probabilmente non è corretto. A che cosa andiamo incontro se non ci preoccupiamo di questi sintomi che cominciano magari a diventare anche evidenti? Allora, dipende sempre un po' dal tipo di sintomo. Essenzialmente l'ansia non è detto che sia sempre negativa, perché in fondo è un tentativo del nostro corpo, del nostro sistema nervoso, di fermarci, di dirci è troppo ciò che stai facendo, l'attivazione a cui vai incontro è eccessiva, un po' come se si accendesse una spia della nostra auto e ci dice ferma l'auto, ferma il motore. Quando raggiunge dei livelli più alti, anche lì non possiamo dire che essenzialmente possa creare dei danni, però la cronicizzazione, cioè se una persona comincia a soffrire di tensioni muscolari e che ne so, di iperacidità allo stomaco, insomma, protratto per qualche anno comincia a diventare anche un problema del gastroenterologo e via dicendo. Quindi non preoccupiamoci eccessivamente dei sintomi di per sé, però insomma cerchiamo di evitare che questi diventino una costante per 5, 10, 30 anni della nostra vita, perché allora lì sì potrebbe accadere qualcosa. Facciamo degli esempi: la persona che tende ad avere episodi di gastrite, non se ne cura, prosegue con un tenore di vita eccessivo, insomma non meravigliamoci se poi la gastrite diventa cronica e se la dovrà portare avanti come una compagna di vita, piuttosto che una cefalea muscolotensiva che insomma mette in contrattura tutto il tronco, il collo, la testa. Insomma anche quella tende a cronicizzare col tempo e non è il caso. L'importante è affrontare l'ansia non opponendosi, diciamo così, affrontarla prima di tutto? Sì, opporsi all'ansia può significare soffocare quel segnale. E quindi essere controproducente? È controproducente perché ci sta dicendo qualcosa, no? Tendiamo sempre a pensare che la nostra psiche, i nostri sintomi siano estremamente elastici. Se la stessa cosa capitasse con, facciamo un esempio banale, con l'auto, col telefono o altre apparecchiature, se c'è un guasto andiamo subito a ripararlo. Per cui ecco, non sopravvalutiamo, quindi non entriamo troppo in una preoccupazione drammatica. Si possono trattare, si possono curare, ma neanche sottovalutarli e far sì che purtroppo possano prendere piede e stabilizzarsi in noi. Come facciamo a capire quando però è il momento di affrontare queste ansie, queste paure, questo panico? Cioè quando è il momento in cui è tutto eccessivo, no? Probabilmente quando la qualità della nostra vita si deteriora notevolmente? Sì. Quello è un parametro, mi viene a dire che è un parametro un po' tardivo. Se un sintomo, anche soggettivamente, riteniamo che sia troppo fastidioso, troppo inabilitante, io dico, almeno dal medico curante o dallo specialista di fiducia andiamo a esporlo, perché se fosse qualcosa che richiede una certa importanza, una certa attenzione, siamo stati precoci nell'intervenire e ci siamo tolti il pensiero di doverci trattare magari anche per un lungo tempo. A livello clinico si dice sempre questo, cioè se un aspetto, un sintomo, dei malesseri sono continuativi per almeno 6 mesi, allora lì si fa diagnosi effettivamente di quel disturbo.
però insomma con le dovute cautele che insomma se un sintomo è invalidante, facciamo un esempio, se io ho un'ansia estrema, tendono a vivere male, ho sudorazione, ho tachicardia e poi magari però il pomeriggio mi passa ogni giorno e il giorno dopo mi torna, beh insomma io dico che quello è inabilitante, non è certo qualità di vita e non è il caso di portarlo avanti a lungo termine in quella modalità lì. Quindi fare attenzione a quelle cose che sono un po' ricorrenti, no? Che ci capitano Esatto. con una certa frequenza. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, chiamo da San Donà di Piave. Volevo Buongiorno signora. Volevo Buongiorno. sapere se le crisi miocloniche fanno parte anche quelle dell'ansia e dello stress e dopo volevo sapere dove posso trovare il medico per un eventuale colloquio, per un'eventuale visita. Grazie signora. Ha capito, dottore? Possiamo dare una risposta alla signora? Sì, allora le crisi miocloniche prima di tutto va accertato il fatto che non siano dovute, signora, a cause mediche specifiche. Dopodiché, chiaro che se parliamo più in generale di crisi che sono ricorrenti e che non hanno trovato una spiegazione da un punto di vista strettamente medico, dobbiamo pensare ad un aspetto di, si dice una fisiologia alterata, ma alterata non da un quadro patologico, quindi da livello cellulare o fisiologico, ma da un aspetto di comportamento che protratto nel tempo crea il disturbo. Quindi se c'è questo, poi insomma dovrei fare un sacco di domande alla signora per capire nello specifico, però sì, non possiamo escludere che non siano dovute a uno stato d'ansia o a uno stato acuto di stress. Insomma, inviterei la signora a fare qualche accertamento, non è certo da trascurare questo tipo per di poter disturbo. appunto escludere l'una o l'altra. Certo. Perfetto. Le chiedo questo, capire, abbiamo detto, rendersi conto di quando un disturbo o un piccolo segnale ricorre ogni giorno nella quotidianità è importantissimo, come diceva lei, ma riusciamo in qualche modo, si riesce in qualche modo a prendere consapevolezza dell'intensità con cui questi sintomi si manifestano? È difficilissimo mantenere una certa lucidità, no? E capire quanto è intenso quello che sto sentendo in questo momento. Questo è un argomento molto interessante perché ciascuno di noi ha una percezione diversa e in questa parola diverso mettiamo da 0 a 1000 ogni sfumatura della percezione. Allora è fatto noto che ci sono persone che arrivano ad esempio in pronto soccorso con una frattura e non si lamentano, altre persone che nel momento in cui si scheggia l'unghia sentono un intenso dolore e non è assolutamente una colpevolizzazione, ma è molto soggettiva la percezione. Succede di trovare queste differenze ed è molto difficile perché ciascuno di noi ha dei parametri diversi ma anche proprio una soglia diversa. Allora io dico che probabilmente l'equilibrio sta nel mezzo anche qui, cioè lì dove ci sono non so, dei piccoli episodi d'ansia perché riusciamo autonomamente a riferirli a un periodo difficile familiare, lavorativo, di relazione o di altro o di studio, allora insomma se sono piccoli episodi, non so, mi è venuto una tachicardia oggi e ne torna una tra un mese, ma so che è dovuto a quello, va bene. Lì dove non abbiamo neanche tanta percezione, non riusciamo a ricondurre a qualche evento specifico, magari proviamo a parlarne con chi di dovere perché può darsi appunto che possa essere anche importante. Ovviamente si fa un discorso a parte per chi soffre di ipocondria in cui non occorre nemmeno arrivare al sintomo, ma già l'idea o la lettura di qualcosa diventa un pericolo estremo. Certo, ma questa insomma è un'altra tipologia di disturbo. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi Buongiorno. parliamo? Sì, sono Faradio. Buongiorno, prego, ci dica. Allora io ho un problema, cioè credo di avere un problema, no? Lei sa, dottore, che ogni tanto quando si respira si ha il bisogno di fare il respiro quello diciamo più lungo, no? Non so se riesco a spiegarmi Sì. come no.
Ecco, e quello non mi viene. Anche alla notte sto dormendo, devo alzarmi perché mi sembra che mi manca il fiato. È una cosa, sento che devo farla e non mi viene, proprio non riesco a fare il giro, diciamo, del respiro profondo. Prego dottore, cosa possiamo rispondere? Ha bisogno di fare qualche altra domanda al nostro telespettatore per capire, non lo so. Beh, se è ancora in linea gli chiederei se capita anche di giorno, solo quando è nella posizione di sonno. Sì, no, mi capita anche durante il giorno. Ho dei periodi più e dei periodi meno, hai capito? Cioè, mi alzo la notte perché la notte, ma anche durante il giorno ho dei momenti che mi manca proprio questo modo di fare il giro, di fare il respiro lungo. Un po' più profondo, abbiamo capito. Prego dottore, cosa possiamo rispondere? Allora, insomma, sembra, da quello che dice, sembra che potrebbe essere appunto un aspetto ansioso o di stress. Ricorrente, perché insomma è quasi quotidiano, insomma. Quello sì, quell'aspetto c'è. Abbiamo visto che c'è sia di giorno che di notte, perché se era solo di notte avrei pensato magari alla postura che tendeva un po' a inibire il giro del respiro, chiamiamolo col termine che ha usato il Signore, però qua sembrerebbe più una sorta di blocco diaframmatico che tante volte si trovano anche i fisioterapisti a trattare, no? Allora lì dove il diaframma tende ad essere bloccato, chiaro che fa sì che non si espanda bene la cassa toracica per questi respiri che richiederebbero un po' più di ampiezza. Probabilmente siamo proprio nella sfera di un qualche disturbo d'ansia e quindi bisognerebbe capire se c'è una qualche causa imminente o passata che crea questa situazione a questo signore, e se si manifesta anche in altri sintomi, perché probabilmente non c'è solo questo, tendo a pensare. Il blocco del diaframma è chiaro che richiede poi un rilassamento, allora ecco che la gabbia toracica e i polmoni hanno la loro capacità espansiva normale, quella prevista dalla nostra genetica. Quindi possiamo consigliare di magari rivolgersi a uno specialista proprio per andare a capire se potrebbe essere questo? Ma direi proprio di sì. Intanto insomma si parte sempre da un esame generale, magari per vedere se tutta la salute è in ordine, e poi si va nello specifico a imbuto, no? Per vedere appunto se è una questione transitoria, ma insomma più che non ci siano altre cause mediche. E insomma si va a ricercare appunto la causa. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Maria. Senta, buongiorno. Buongiorno, avrei piacere di capire. Sì, sono la signora Maria. Senta, io avrei piacere di capire una cosa. Ho il figlio che soffre di apnee, ha fatto tutte le apparecchiature e tutto quanto, e risulta che le ha delle grossette anche dei vari minuti tra l'una e l'altra. E le hanno detto di mettere questo nasale per aiutare con l'ossigeno che non le venga più queste. Perché vengono queste apnee? Non si sa la causa, avrei piacere di capire, e poi avrei piacere di prendere degli appuntamenti con questo signore. Grazie signora, suppongo lei abbia lasciato il numero in regia e poi lo faremo avere al dottor Canil. Ovviamente non possiamo conoscere nello specifico la situazione, ecco, del figlio o della figlia della signora, però cosa possiamo dire? Immagino si stia riferendo alle apnee notturne. È vero, sì, non è mai stata identificata una causa essenzialmente colpevole, ma si parla di diverse cause. Normalmente tra le prime si vede un po' il lavoro dell'ottorino, quello di constatare la pervietà di tutte le vie aeree, quindi che non ci siano ostruzioni, eccetera. Poi si valuta sempre anche magari se c'è una situazione magari un pochino di sovrappeso che può andare ad avere effetti compressivi quando siamo nella postura del sonno, e poi ovviamente scartate le prime ipotesi normalmente si arriva un pochino allo stress e all'ansia. Poi bisogna vedere anche se durante il giorno ci sono altri episodi di ansia
di questo figlio che possono farci presumere che l'apnea sia un po' dovuta appunto ad una situazione di eccessiva attivazione. Ecco. Bisogna un po' approfondire, probabilmente ci sono anche questi aspetti. Allora, diciamo questo, non è detto che trovare una causa essenzialmente medica risolva del tutto, a volte c'è anche una forma mista, no? Potrebbero essere infatti appunto Esatto. due, proprio l'aspetto più medico, diciamo così, e quello un po' più psicologico certo. ed emotivo. Dottore, si sente sempre parlare di medicina psicosomatica, che cosa si intende? Si intende proprio questo, cioè il fatto di spiegare il funzionamento alterato di alcuni organi o di alcuni processi del nostro corpo in relazione a ciò che psichicamente noi stiamo vivendo. Quindi la psicosomatica da sempre vuole unire queste due cose che insomma in tempi recenti abbiamo avuto proprio la spiegazione del fatto che si toccano, che sono una continuità. Noi veniamo da un'abitudine del suddividere mente e corpo, e poi spesso anche la mente suddividerla in più parti, l'emotiva e la razionale, il corpo nei vari distretti, eccetera. Però spesso dimentichiamo che il corpo e la mente lavorano tutto insieme. Quindi come si dice appunto, persino il muscolo risponde ad un aspetto di reattività psichica e viceversa, se stiamo male, abbiamo, che ne so, l'influenza pesante, beh, non possiamo certo essere ottimisti e aperti. Siamo sicuramente un po' più chiusi su noi stessi, sul nostro male. Quindi citiamo la psicofisiologia o la fisiologia psicologica, abbiamo visto che spesso sono strade che si possono percorrere in entrambi i sensi. La psicosomatica nasce essenzialmente con l'uomo, in cui la prima medicina appunto voleva unire queste due parti, però insomma diciamo dagli anni soprattutto 20-30 in poi abbiamo cominciato ad avere prove scientifiche di questo, no? Ma anche solo la conoscenza dell'aspetto neurologico, tutte le scoperte fatte, tutto comunica. Non siamo un dualismo, ma siamo un monismo, quindi un'unica entità. Poi per praticità ci suddividiamo, ma diciamo è importante riuscire a riferire ad esempio una contrattura del collo ad una situazione che ci mette troppa tensione. Ecco che qui abbiamo le spiegazioni, che adesso non andiamo a fare, che sono un po' noiose, ma abbiamo tutte le spiegazioni scientifiche per cui riusciamo a collegare queste cose oggi. Quel che è certo è che il corpo ci racconta moltissimo di noi, moltissimo della nostra psiche, delle nostre emozioni, di quello che viviamo nella nostra quotidianità. Assolutamente sì, ed una parte ancora molto misteriosa. Chi capirà, chi comprenderà che cos'è la psoriasi, cito un aspetto a caso, probabilmente gli daranno un Nobel, perché ci sono molti aspetti ancora estremamente misteriosi. O per dire lo sbadiglio, ancora lo sbadiglio non si è ben capito precisamente a cosa risponda. Cioè ci sono una serie di comportamenti umani o fisiologici umani che non sono molto spiegati, ma che insomma ci stiamo lavorando. Appunto, lei ha citato la psoriasi, quindi tutta anche una serie di disturbi che riguardano la dermatologia possono essere in qualche modo ricondotti con le opportune ovviamente verifiche all'ansia, allo stress, a tutto insomma quelle cose che abbiamo detto oggi. Assolutamente sì. La pelle, ricordiamo, è uno di quei tessuti che già insomma, a livello embrionale sono molto connessi al nostro sistema nervoso centrale e spesso insomma, abbiamo avuto anche esperienza ciascuno di noi su noi stessi, come ad esempio uno stato alterato, un momento di preoccupazione si possa scaricare sulla pelle. Poi ci sono altri aspetti di questo, come possono essere certe patologie, la psoriasi o altre, che non sappiamo precisamente l'eziopatogenesi, cioè perché avviene.
speriamo di scoprirlo presto, ma insomma il forte dubbio che sia connesso con aspetti profondi di noi non strettamente organici ce l'abbiamo in molti. Certo, è che insomma sono tutte manifestazioni che non vanno assolutamente sottovalutate ma approfondite. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, qualche minuto, e poi torniamo ancora in diretta in compagnia del dottor Michele Canila. Tra poco.